Allora, buongiorno Marco, buongiorno Marco. Stiamo per cominciare via Radio 2 da questa antenna di Via Asiago, qui in stereofonia altamente dolbizzata. Eccoci qua, aspetto che Baldini si toglie la giacca mentre mostra questo fisico da letto che si ritrova. Da melanzana. Da melanzana che ti ritrovi. Gli autori stanno già prendendo posto, vediamo che stiamo arrivando alla spicciolata, voi direte ma siete senza pubblico oggi? Che risata. Quasi. Signori, viva Radio 2! Eccoci! Allora, cuoche a domicilio. Sì? Me lo sono ritrovato qua davanti, non so cos'è. Chi è lei? Ma che mi lascia il foglietto per fare la pubblicità? Ho letto cuoche quando il mangiar sano diventa passione. Tutti i prodotti delle nostre ricette, per questo chiamateci 15 giorni prima. Signora, ma veramente lo dice? A lei avete fatto sta cosa? L'hanno piazzata qua, c'è niente fiorello alla lei. Sì, cuoche a domicilio. Ma se io voglio 2 uova fritte, lei me le viene a fare a casa? Allora perfetto, il numero di telefono è 347 610 come programma e poi 2083. Paola, Camilla e Caterina. Hai visto mai? Noi lo diciamo perché sai, a me le persone che si inventano le cose mi piacciono molto. Bello sto biglietto che mi ha lasciato, adesso glielo passo agli spostati e poi glielo diamo lo fotocopiamo. Esatto. E poi glielo daremo al nostro ospite che avremo oggi che ancora Giulio non c'è, Scarpati, che durante la fiction di Don Zeno stasera girerà apposta un pezzettino con quel dove vestito da Don Zeno farà cuoche a domicilio. A domicilio. Ma questo ne parleremo dopo quando arriverà Giulio Scarpati. Altro? Non lo so. Baldini, altro? No. E come altro? Noi iniziamo solitamente presentando la nostra parte musicale, quest'uomo meraviglioso, quest'uomo che ha il cuore in brodo di giuggiole. Molto probabilmente gli ormoni, la primavera, l'estate, il caldo. Nella stagione dell'accoppiamento. Hanno fatto esplodere. Ieri è stato avvistato, è stato avvistato a casa sua, era a casa sua che entrava. Bene. È stato avvistato che faceva la spesa al supermercato stava da solo, faceva la spesa col telefonino, lui col carrello, ma ti immagini? Lui col carrello. C'è lui che gira col carrello. Ma cosa compri? Miglio, cosa compri? Che miglio? L'animaletto è in calore in questo periodo. Banane, noccioline. Ma pensa a te. Sei bravo. Allora, vediamo. Suoniamo? No. Perché? Lui deve sempre suonare. Non abbiamo mica detto esatto. No, dobbiamo parlare di questo caldo. Adesso noi fino all'altro ieri ci lamentavamo che c'era la pioggia e tutto, e la pioggia. Tanto torna giovedì. Ma quando arriva l'estate non si è mai visto un giugno così. Siamo un paese tropicale. Siamo diventati un paese tropicale. È un classico. Ieri che finalmente gente cammina coi 4 salti in padella sotto le ascelle perché non lo so com'è per il resto dell'Italia, noi non lo sappiamo com'è. Ma qui a Roma si muore, c'è un phon acceso e ora comincia TG5 stasera. Il caldo. Studi aperti, il caldo. Bevete molto. Non mangiate cibi pesanti. E li pagano anche questi per darti questi consigli. Piedi a mollo alla fontana di Trevi. Tutti i turisti che fanno. Che si sventolano. Foto di repertorio. Basta, tanto ragazzi, dura poco. Fra 2 o 3 giorni cos'era? La notizia arriva adesso, un ADN questa Fa così caldo che i rifiuti di Napoli hanno chiesto di andare da soli in Germania. Immagini il sacchetto che cammina. Alcune non si possono leggere. No, quella notizia di ieri delle prostitute in Italia ancora me la ricordo. Quella per chi non avesse sentito, la storia era che ci sono il 70%, sono 70.000 prostitute in Italia, di cui il 56% conoscono bene l'italiano e il restante conoscono bene Enrico Cremonesi. Questa la direi una volta al giorno per quanto mi fa ridere. Mi dovranno fare cavaliere del lavoro. Il folletto della salaria lo chiamano. Il folletto della salaria. Sei bello. E poi lui non lo potete vedere amici a casa, ma è in imbarazzo totale, è diventato viola. Va bene, è il tuo momento, Cremonesi. Presenta quei 4 sciamannati lì.
Facciamo lo stacchetto? Vai, vediamo vai. se Baldini lo becca. Vai, Sì, lo becco, proviamo. lo becco. 1, 2, 3. Facile, dai. Qui c'era The Best Disco in Town 1977. Ma Sì, ma chi erano? 77. Chi erano? Eh? Chi erano? Vediamo se Le sono- Rich Family. Bravo, dai. la famiglia Riccia. Rich, sì, Giusto, sì. bravo, Rich Family. Rich erano beh, e c'era anche The Rich Family, ti ricordi American Generation? Sì. Generation. Una roba proprio. Era bellissima. Da te che Bella rai. generazione. Io ballavo come un pazzo, Sì, era bello. c'era la discoteca Massaria di Augusta. Ah sì? Ero il John Travolta di Augusta. E mi piaceva al centro della pista, c'era Sì, American Generation, ragazzi. Zampone d'elefante. Avrei dato. Eccolo, Questa era proprio, dai. Palla, manetta, eccolo. Il Tony Manero di Augusta. Ha iniziato, dai. facevo così. Sì, il balletto come andava un tempo. come dai. facevo, Eccolo. 3, 2, 1, vai. Ora si annoda con la cuffia. Quando Mamma dice mia. delle volte Sì, ci vorrebbe la telecamera, ma Sì, lo so. amici che state a casa, immaginate, vero? Sì. Io non so veramente Giulio Scarpantibus. Sì. Perché siamo in radio. Perché Scarpati. lui sente in macchina mentre secondo sta me arrivando. no, ma guarda che Scarpati è uno che sta al gioco, Sì, lo so. Anche lo se so. la fiction, chiamiamolo così, di stasera tratta di una cosa, di un personaggio meraviglioso che è Don Zeno, che ha Don fatto Zeno, sì. cose veramente, possiamo dirlo, Sì, sì. fuori dal comune, insomma, Fuori dal veramente coro, fuori certo, dal comune. sì. Quindi questa sera Giulio Scarpati ci racconterà questa storia. Noi prima ve ne racconteremo anche un po' noi qui. Il nostro Federico Taddia, uno dei nostri autori, nonché conduttore di Screensaver, sa tutto di Don Zeno e quindi ne parleremo dopo. Allora, Cremonesi, Sì, caro. tocca a chi? A me o tocca a te? Tocca O a te. tocca a noi? Tocca a Tocca noi. a voi. Sì, tocca a noi. Allora, ecco, sì, è il momento di collegarci. Subito, sì. Non il potevamo. presidente del Consiglio Non potevamo. che si trova in Sardegna, lo sai? In Sardegna? Sì, Ma sì, dai, sì. in Sardegna Sì, come sì, c'è sì, tutto il sì. casino dell'immondizia? Da dove segue la drammatica situazione dei rifiuti. Pare che comunque abbia deciso di tenere la linea dura, adesso lo sentiamo un attimo. Pronto? Pronto? Presidente? Pronto, buongiorno, com'è Sì. il Tempoli? Beh, insomma, buono. Stamattina sono stato al mare, a parte l'acqua un po' freschina, si sa benissimo, Scusi, non fosse ma- altro ma- che pensa, stavo annegando nel bagno asciutto. Certo, immagino. Senta, ma non sta seguendo la situazione giù a Napoli, lei? Napoli? Un attimo faccio vedere l'agenda. Come l'agenda, non lo sa. Ah sì, vero, Eh, Napoli vedi. è dopo il tennis. Ah. Eccolo qua. Ah, eccolo. Sì, dopo il tennis ci sono le chiamate con Bertolaso. Ecco, a saperlo prima speriamo una telefonata. Ho appena ordinato una bella pastiera da Scatulchio. Scaturchio. Potevo chiedere a lui come la situazione, dicevo, senti Scatti, com'è la Senta, ma situazione? come mai la prende così alla leggera? Abbiamo letto che in campagna vuole usare il pugno di ferro, lei, eh? Guardi, Ah, in effetti ho pensato di usare una linea dura e vedi. di andare a dialogare personalmente come mio costume, ma poi ho visto il film Gomorra e siccome mi hanno detto che quello che succede a Scampia è tutto vero, ho pensato, ma perché? Ci devo andare proprio io. certo, Quasi quasi ci mando il Brunetta. Ma che c'entra il Brunetta? Scusi, è il ministro dell'innovazione e della funzione pubblica che E c'entra allora? il Brunetta. Nel mio governo Sì. bisogna saper fare un po' di tutto. Prenda la Carfagna ad esempio. Sì, Lei pensa che faccia solo il ministro? No, no. Ma dai, ovvio che no. Sa ballare, cantare e far di conto. Ma dove Far la di trova? conto. Una donna così. Se non fossi già sposato, le giuro che la sposerei. Vabbè, ok. L'ho già detto Sì. questa. No, Qualche sì, altra sì, volta. più di una volta l'ha detto. Ho capito. Senta, ma cosa le ha detto Brunetta? Guardi, non sono ancora riuscito a sentirlo. Ah, ancora non è riuscito a sentirlo. Sono anche incazzato nero, guardi, con Alemanno soprattutto. Allora, era a Roma stanotte, mentre tornavo a casa, è finito dentro una buca di una strada e purtroppo non è riuscito più a uscire. Certo, Ma una roba incredibile. lo so. Ma lo sai che cosa succede? È stato fortunato, l'ha salvato, le giuro, una lupa, una lupa randagia di Roma che l'ha allattato per tutta la notte. Ah, eccolo là.
Adesso lo hanno appena dimesso adesso, proprio da poco, dalla casa del Trovatello. La casa del Trovatello, va bene. Telefonino. Scusate. Sì, Pronto? sentiamo. Pronto? Chi è? È Gianfranco. Fini. Gianfranco, ascolta, usa il fazzoletto. Piange. Non tirare su col naso che poi ti si rompono i capillari. Sta piangendo. Ecco. Lo so. Cosa? Passamelo! Ecco, sempre lui, eh? Umberto! Boss. Umberto! Piantala! Non mi interessa! Se non la smettete tutti e due, niente più zucchero filato! Toglilo! Lo devi... Toglilo! Non puoi lasciarlo affisso! Toglilo! Non mi puoi tenere nella porta di casa di Gianfranco il cartello, si affitta agli extracomunitari! Ecco. Toglilo! Grazie Presidente. C'ha le sue questioni anche lui, Abbiamo una visita inaspettata oggi, abbiamo... Ciao Luca, come vai? Luca Barbarossa. Ciao Luca. Ma dove stavi andando? Sto andando a registrare lo scrigno. Ah, Radio Scrigno. Radio Scrigno. Radio Scrigno. Però non potevi passare, non potevi non passare da, non potevo, da qua. anche perché so che c'erano i pasticcini. Sei il primo romanista che viene qui al microfono, il secondo arriverà dopo che è Scarpati. Ma chi viene oggi? Scarpati. Romanistissimo, sei contento di questa Coppa Italia? Sono contento, sì, ci avete cosa? Come comincia? Ci avete grazie a tutti, andiamo a pubblicità. Sì. Ma che allora, se aveste vinto lo scudetto, non era uno scudetto vinto dalla Roma, ma perso dall'Inter, ragazzi. Scusate. È talmente romanista che si chiama Luca Barba Giallo Rossa, giusto? È cambiato. Dai, a borra. Dai. No, è stata una bella lotta. È stata una bella lotta, sai. Che invece di Soros, che ne pensi? Però. Soros. Una bella lotta. Soros, No, questo Soros sardo. si è già dato. Ah, non compra più la Roma? Pare da stamattina abbia detto che è tornato indietro. Baldini? È il tuo momento. Sì, la compro io. Accettano cambiali? Ha fatto come Air France. La compro a Puffi, la compro. Come Air France con Alitalia. Sì. Stavano lì. Ha detto quant'è Sensi la quella che te lo devo dare. Ma quant'era? 280 milioni, due spicci. Ma erano spicci. Robetta, insomma. Ma adesso fa una cordata lì, quell'amico che ha telefonato prima fa una cordata. Pure lui si compra la Roma, compra no? Non può comprarsi la Roma, veramente? No, non lo so. Ma sì, ma lui fa questo cordate. È un paese pieno di cordate. Vi leva subito il rosso dalla maglia immediatamente. Solo gialla. Sì. Maglia gialla. Sì, esatto. Senti Luca, tu hai tempo, rimani con noi, dove vai? No, ti ringrazio, io vi saluto, io così, rimarrei proprio? con voi molto a lungo. Ma queste visite parenti si chiamano. Ci piace. Luca Barbarossa viene a cantare con noi. Ciao, grazie. Allora, visto che si parlava di musica, canzone, una canzone. Allora, la Francesca Sortino che ieri dal vivo qui ci ha fatto innamorata. Sono innamorata. Un'altra canzone lanciamo dal suo album, si intitola The Night Gone By, roba scicchissima. Sentiamo. Roba scicchissima. Sentiamo Cremonesi cosa mixerà dopo, vediamo cosa riesce a trovare. To the night gone by, when the birds of shadow fall out of the sky, we'll have no time for fancy or asking when or why. We'll have no time for love until that last goodbye to the night goodbye.
fischino. Attenzione al mix, sentiamo. Swing Out System. Ma bravo! Blackout. È vero però, ce l'aveva il sapore. La breakout e swing out system. Breakout, sì, anche lei assomigliava. Bravo, un po', senti, ieri avevamo avuto qui il sindaco di Celleno che Sì. ci ha portato delle ciliegie, ci ha parlato di questa sagra che c'è al suo paese, a Celleno, dello sputo del nocciolo. E noi sappia, signor sindaco, lei sta Ci cosa stiamo non la allenando, doveva sì. fare, No. non la doveva dire qui in radio, perché noi da ieri che ci stiamo sputando Sì, sì, i i noccioli. noccioli. Adesso vediamo se riesco a beccarti. No, come- perché? No, così. Stiamo facendo sta gara del nocciolo da ieri. Sì, da ieri. Senti, c'è un signore in prima fila, ogni volta lo guardo con la Lacoste blu lì, non sembra un po' Elton John? A me mi ricorda. Sì, un po' sì, è vero. È vero? Sì. Gli hanno già detto che somiglia a Elton? Ma veramente? Di dov'è lei? È italiano? Sasà! È italiano? Sì, sono di Roma. Di Roma. C'ha parenti in Inghilterra, no? Veramente No. Si sente un po' Elton lei? in Germania c'ho parenti. Ah, no, c'è Germania purtroppo. Ma non si sente un po' Elton? Un pochino. Ma un pochino. Ah sì? Si sente un po' sente. Elton. veramente. Conosce qualche pezzo di Elton? No. Io una volta ho fatto un duetto con lui, il duo si chiamava Fiorelton. Perché ho detto che ho fatto Fiorelton John. Non sa neanche una canzone di Elton John? In questo momento non mi sovviene. Ah, non le sovviene. In questo momento lei lo sovviene. Però magari in altri momenti, tipo questa. It's a little bit funny. Non la sa questa? Questa è bellissima. Your Song, è la sua canzone, lo dice pure il titolo. Bellissima. Bellissima, ma lei in questo momento non le sovviene, eh? È meraviglioso, dovreste vederlo. Su YouTube potrete vederlo. YouTube. Anzi, scusa, sì. YouTube. Che è il tuo. Noi abbiamo tre, abbiamo YouTube, quello dove ci sono le cose nostre, poi Sì. c'è Utubero che su è tutte le quello cose di patate, Sardella, cose varie, di Luca esatto. Sardella. E poi Ah. YouTube, quello che tutti conoscono, e YouPorn, il preferito ovviamente. Di di Cremonesi, Cremonesi, cioè, Ma è tutti. chiaro, figurati, lo Tra un salto e Scusate, l'altro sulla Salaria. allora, tra un vabbè, Che? no, niente, purtroppo è arrivata la battuta del bassista Carmelo e quanto fredda? di più no, fredda, cioè glassata, Dai, freddo sentiamo, proprio. dai. Filosofia del romanista. Se Soros fioriranno. Cioè, non ti viene di manifestare per la pena di morte? Sì, quando sono è queste vero, cose? sì, A me è vero. sì, dico, Subito. pena di morte subito, anche per queste cose qua. Sì. Che il Soros fiorirà. Allora però ragazzi, invece ora sai qual è il problema di Viva Radio 2? No? Noi diciamo un sacco di fregnacce, lo diciamo, no? Però tra le fregnacce ci sono anche Cose serie. notizie che partono, cose che partono da notizie vere, e c'è una notizia che eccola qua, la leggo proprio, dove che diciamo tutto, dov'è? Portale che? Corriere. Corriere. Ah, portale del Corriere, dov'è la notizia? Ah, il Papa leggerà la Bibbia in TV. Oh, dopo Benigni che legge Dante, il Papa legge la Bibbia, ma sai dove? A Domenica In. Tutte le domeniche, Ma non davvero? sto scherzando. Pippo Baudo ha chiesto di presentare Sanremo dalla finestra. Certo. Ma davvero? Benvenuti! Benvenuti amici! Vabbè, è così, però sai che ti dico? Pippo primo. Sono d'accordo. Tu non sei d'accordo? Sì, vicino alla gente, vai a Domenica Non lo so, In, vai lì, non è che va lì magari in collegamento, no? Sicuramente. O gli fanno il pass per entrare in Rai. Non è dai, che- com'è? Non è che Ruini va alla Sai l'ultima. Che poi va a ora, trovare no? in camerino Pippo Baudo? No, non si fa, non si fa, dai. Allora, pensa a Pippo Baudo a Sanremo così. Lui, in verità vi dico, ha vinto Minoretano. Fantastico. Allora sta per arrivare Giulio Scarpati. Giulio Scarpati. Ah, c'è una canzone che abbiamo preparato. Poi l'abbiamo preparata io e Cremonesi perché stavamo cercando pezzi da fare stamattina. Tra l'altro Baldini ha assistito alle prove. Ci sono dei cori meravigliosi. Sì. Signori, vogliamo riportare in auge un grandissimo cantante che è Julio Iglesias. E allora? Con una canzone
canzone che si intitola Sono un pirata, non sono un signore. Ora io vi farò la versione normale, ma voi avreste dovuto sentire. Sì, quella che ha fatto alle prove. Quella che abbiamo fatto alle prove. So. E che rimarrà solo per noi. Secondo perché me ti scappa un po'. Ma secondo me l'ho fatta tante volte in quella maniera che sono un pirata, non sono un. Esatto, si scapperà. Non si può dire. Andiamo avanti, vai. Lo sapete qual è il bello di sentire questa canzone? I coretti. E voi no? Se mi scappa la parola. Dai che ti lo so. scappa. No. Ma cos'è? In vacanza a Portofino. Ma che stai facendo? L'albero di 30 piani sembra. Era un giorno gelido d'inverno quella notte. Sembra Celentano. Non è Iglesias. Vabbè. A volte sono un bastardo e a volte buono. A volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose io di donne ne ho avute tante che mi han capito. La la la. Stop. Non può fare la lala. Non si può perdere tempo. No. Radiofonico che costa. Minuti radiofonici costa. Potevamo fare la pubblicità al nostro CD, infatti. che è primo in classifica No, nelle guarda se ti compilation. riesci ad andare avanti. Nelle compilation potevamo parlare di questo CD che tra l'altro pensate, siamo entrati nella classifica generale, non ce l'aspettavamo e siamo quinti, ma dietro a Giovanotti, Vasco Rossi, Ligabue e Madonna, quindi tutti e quattro che si stanno ascoltando. Tremate. Stiamo arrivando. Senti, dai, ripartiamo da capo. Abbiamo il nostro fiato. No, io non la canto più. Dai. Seconda strofa. Dai. Io donne ne ho avute tante che mi han capito, e altre che malafede mi han ferito. È arrivato giusto per me il momento per dire come io sono, come lo sento. Ti dirò in presto l'anima ed il cuore. Sono un pirata ed un più amore proprio. Scusami. Ragazzi, Perché tanto ci viene in testa quella cosa lì. Non si può c'è più niente fare. da fare. No, In testa quella parola lì che quella non si può parola lì. dire. abbiamo bruciato una Sì. canzone di Julio Iglesias. Veramente, spero che Scarpati non torni indietro dopo perché questa esibizione che rimarrà. Allora c'è una notizia che è arrivata proprio oggi, che i giocatori della nazionale ne fanno una al giorno. Ieri due donne sono entrate Nude. durante l'allenamento nude. Oggi Cassano ha fatto una scommessa con Gattuso, l'ha ripulito di 500 euro. Cioè ripulito 500 Sì, gli ha detto: euro. scommetti che tu non fai gol. Sì. Scommetti che non fai gol da centrocampo con la porta vuota, capirai che tu dammi gol. Quindi col nervosismo ha tirato e ha sbagliato, fa bolla 500. E noi adesso sentiamo Vabbè, un po' dai, il nostro proviamo a- Cassano, ci sei? Dai, telefoniamo a Coverciano, sentiamo se c'è. Sentiamo se ci risponde. Tanto lui tiene il telefono acceso sempre. Pronto? Ci sei? Pronto? Ehi, Chi è che ram durante il ritiro? Baldini. Si lavora duramente! Viva Radio 2. Ci abbiamo un europeo da affrontare! Che ci abbiamo mamma. da affrontare? Un europeo! Questi sono i cugini, i cassonetti. Eccoli qua. Mamma mia, sono basito. Io sono Ligio! Come Sì. so io? Ligio! Ma cos'è tutta sta dedizione? Non vuoi Hai essere. sentito i miei cugini Sì. come sono squadruti? No, hanno detto Ligio loro. Perfetto. Dicevo, ma son basito. Cos'è tutta sta dedizione? Non vuoi essere disturbato durante l'allenamento? Ma quale allenamento? Ah no, Ma come? ci stai dicendo? Ma tu? Tu? Traduzione, non capisco. Lo faccio in ritiro, capito? Cioè, nel senso che mi ritiro dall'allenamento. Ah, ecco, ok, adesso ho quello è. capito, sì. Donatore, sai che cosa mi ha detto? Che t'ha detto? Donatore mi ha detto: devi sacrificarti, perché lui parla così, devi sacrificarti per la qua. Ah, sei bravissimo a fare l'imitazione di Donatore. Ti piace? Sì, uguale. Sembri ma ti lui. sente lui, lo Sì, rifaccio? sì, rifallo, dai. Uguale.
Questi sono i E io cassonetti. mi sacrifico. Sì. I miei compagni tutti i giorni si divertono a correre dietro un ballone, non hanno un minuto libero, e allora io per aiutarli faccio tutto quello che loro non possono fare. Ah, beh. Vado a donne, faccio shopping, vado agli happy hour. Mangio come un facocero. Sto fuori tutta la notte a ballare perché, come hanno detto i giornalisti, io sono un ET. Che cosa sono io? Un extraterrestre. No, un extraterrone, che è Vabbè. diverso. Senti, torniamo a noi. Allora, abbiamo letto sui giornali di questa scommessa con Gattuso. Ci puoi spiegare meglio? Gattuso, poverino, mi fa bene. È un Sì. bravo ragazzo, Quello è un bravo ragazzo, ma poverino. ok. Veramente. Per giocare a pallone quello non deve venire a Coverciano. No. Deve andare a Lourdes. Perché, scusa? Dai, Gattuso, al posto dei piedi c'ha due ferri da stiro. Vabbè, insomma, dai. Ma sai che quando tocca il pallone sembra che sta giocando con gli scarponi da sci. Ma Vabbè, veramente, dai. ma che cosa dici? Sì. Ma dai, veramente. Quello prima di andare mica si mette i scarpe con i tacchetti, si mette due trulli di Aldo Roberto per giocare. Senti, dai, non esagerare, continua però ad essere uno dei giocatori più forti del mondo, Quello va bene Gattuso. per mordere il culo agli avversari. Vabbè, che c'è? Comunque è un amico. Ah, bene. Comunque è Sì. un amico. Di notte, guarda, dorme sempre nella mia Ferrari. Dove dorme Gattuso? Perché? Perché dormi nella Lo Ferrari? uso comando di furto. Ah, certo, perché... Sì. E qualcuno si avvicina, voglio. Proprio ieri gli ho fatto il front line. Ah. Sì, senti, com'è andata sta scommessa allora? Quale scommessa? E come quale scommessa? Hai scommesso? Sì. quella. Eravamo partiti da quello. Infatti, stiamo svaccando, ma eravamo lì. Niente, Gennarino si è messo in mezzo al campo a fare il fenomeno, ha detto, guagliò, ma vi faccio vedere che faccio gol da qua, porta vuota. Allora? A parte che dal centrocampo io non solo faccio gol, una volta dal centrocampo ho perfino messo in ginda una che era in burro. Ah, vedi? E pensate, gli ho detto, Gennarino, senti, anche se la porta fosse larga da Monopolo a Bari Vecchia, tu non la apri. Niente. Mene, quello si comincia a incazzare. Ha scommesso 500 euro Sì. e ovviamente ha tirato e ha preso il palo. Beh, dai, è stata una bella sfortuna, ha preso il palo della porta. No, della bandierina del calcio da ok. Ma che è rimasto male. Vabbè, senti, me ne devo andare che c'ho da fare. Che dobbiamo fare? Sì. Dobbiamo andare. Ho vinto e basta, i soldi me li tengo. sai Ecco, bravo, perfetto. Senti, 500 euro. 500 euro, sì. Li vuoi? Hai vinto? In prestito? No, perché? Scusa, no. Oddio, No, questo... io solo per dire. Senti, non No, sono... sei sicuro? Sono pochi spiccioli, Ma dai, ti per senti te. bene? Sì, sì, mi Cioè, sento uno bene. ti offre 500 euro e tu dici no, non li No, voglio. sono Non pochi. sei il Baldini che conosco. Certo. Non lo riconosciamo. Non lo riconosciamo. Senti, sono pochi spiccioli, dai, 500 euro, dai, per voi. Sì, li do in beneficenza. Ah, bravo, li darai in beneficenza, eh? Sì? No. Hai sbagliato tutto, Sì. Antonio. Pensavo di sì, perché sarà bene, invece no. Li ho illusi e glieli ho levati. La Fantastico. cattiveria fatta a persona. Sì. No, dai, li spenderai per far cosa? Per fare del... Faccio il pieno alla Ferrari. Ah, ecco, perfetto. La famiglia viene prima di tutto. Certo, a Ferrari, ciao. Sta per arrivare Giulio Scarpati, attore polivalente, possiamo Sì. chiamarlo, attorissimo. Ha cominciato da ragazzino, proprio ha fatto, c'è il suo curriculum, l'abbiamo lasciato lì alla portineria perché ci vogliono 4 persone per portarlo, quindi esatto. non è stato possibile. Abbiamo anche una radiopromozione, ragazzi, va? Dai. e vi comunichiamo, non so quanto interessa la gente che è a casa, ma qui stiamo sudando come delle vecchie calandre, proprio una roba, perché è caldo. sì. Abbiamo ancora la scenografia di Viva Radio 2 Minuti, e c'è il Viva Radio 2 Minuti che è pieno di luci, Sì, quindi infatti, spegniamo. Ecco, bravo, finito. Spegniamo per risparmiare, perché sennò poi Cirri e Solibello, come quelli fanno mi illumino d'immenso, spegnete la luce, il cialdabagni. Esatto, di noi cose, teniamo noi siamo sta qua luminaria. con sta luminaria che sembra veramente Sant'Agata a Catania, io non lo so. infatti, è vero. Allora, cosa c'è? Ai 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 ai. Sentite la notizia del Papa, domenica in Berlusconi vuole presentare la prossima finanziaria da un giorno in pretura. Roba da morire da ridere. Allora abbiamo una radiopromozione, mettiamola e dopo torniamo con Giulio Scarpati.
Scopri il digitale che c'è in te. Wow. Scoprite il digitale che c'è in te. Qualche minuto all'arrivo di Giulio Scarpati questa sera su Rai 1 e domani sera su Rai 1 non potete perdere questa fiction meravigliosa, Don Zeno, l'uomo di Nomadelfia. Poi spieghiamo dov'è Nomadelfia, è un posto fondato proprio da Don Zeno che ancora oggi esiste, sai? No, me lo stai spiegando. Sì, adesso non so precisamente, poi ci spiegheranno, ma vivono di produzioni proprie, stanno tutti comune, insieme. I figli sono figli di tutti, i genitori sono genitori di tutti. È un'utopia che, sai, come dice, magari fosse così tutto il mondo, invece è solo una. È stata fondata da Don Zeno. Però prima abbiamo una canzone. Un'altra di Julio? Mai più canterò Julio Iglesias. Mettiamo i Volver. Questa canzone, guarda, che piace molto, Volver dopo Giulio Scarpati. Volver, solo un sogno. Hey! Sognerai di avere avuto lei, crederai di averle fatto del male, non sai se capirai, ma il tuo sogno non è affatto reale, e lei non pensa a te, come puoi, lo s'avvicina, la ferirà, la allontanerà, e non puoi capire. Ogni tanto arriva Paolo Fava, Stringile a te, il tuo sogno può durare, poi ti sveglierai, non importa se finisce, ora è lì con te, e vedi che non è reale, ma vivilo finché puoi, crederai di aver sognato lei, sentirai addosso il suo respiro, e lei che è lì con te. Ti piace, Baldo? Sì, bravi. Carina, Noi ascoltiamo i dischi come quando a casa uno li sente sotto la doccia, oppure che uno se li canta sopra. Saranno contenti voi. Facciamo i complimenti a Giovanotti, che è il numero 1 della classifica generale, dove è uscito il CD da ancora tanto. per poco. Pensa, era sceso invece ora di botta di salito, ma al numero 5 ci siamo noi. E dunque. Ma siamo freschi, noi c'è scritto nuova entrata significa, siamo lì, che ancora non abbiamo neanche messo in moto, capito? No, Ancora infatti. siamo lì. Però adesso nelle compilation siamo primi, prima c'erano quelli di Amici, poi a quelli di Amici abbiamo fatto esattamente. Si è sentito per radio? Cosa? Si è sentito per radio? No, Sì. io non ho sentito. Ah sì, adesso ho sentito. Adesso ho sentito. Bene, questo è il momento Purtroppo, giusto sì. per annunciare l'attore, un attore veramente che si è calato in non so quanti personaggi nella sua carriera. Da anni ormai, anni, e ancora è un pischello, veramente. Uno lo vede fisico asciutto, è vero, è già qui arrivato, si è seduto in questo momento, ha indossato la cuffia, e con enorme piacere che dico Giulio Scarpati! Buongiorno a tutti. Caro Giulio, come va? Tutto Bene. bene? Si parlava della Roma prima, era ma così. Sì, ma so che a te il calcio proprio non mi interessa, non non ti- mi interessa. I furti non mi interessano.
scusate, non posso parlare con noi sempre con sto furto a noi interisti, e abbiamo rubato quello scudetto, e abbiamo rubato quell'altro, e abbiamo... C'è il condono. C'è il condono. Di quello c'è il condono. Ah, ti piace il calcio? Tu giochi anche a calcio? Io gioco anche a calcio. Gioca a calcio. Giochi anche a calcio. Canta anche. A calcio. Questo canta giocando a calcio, perché è un attore versatile. Distraggo l'avversario. Ha fatto di tutto, veramente. Ha interpretato. Quanti ruoli hai interpretato? Ce l'hai fatto un conto per caso? No. Quanti film hai fatto? Una ventina. 20 personaggi. Vedi, di cinema, poi fiction. Vabbè, fiction ne fate pure anche di più. Anche di più. Ma quella in cui ti sei cimentato, quella prodotta da Mario Rossini, che vedo proprio qua, tra l'altro parente di Rossini, quello che tutti voi state pensando, Gioacchino, era suo nonno. Suo nonno, Gioacchino Rossini, quindi voglio dire, io l'ho toccato, che tuo nonno, com'era tuo nonno? Lui non se lo ricorda, purtroppo era piccolo. Non lo sapevi sta cosa? Rossini è il nipote di Gioacchino? Sì, come no, è risaputo. Ma adesso produce le cose belle, cose buone, perché sai, uno che si chiama Rossini Galbani non può produrre la prima cosa che ti capita. Quindi ha pensato di mettere in scena, sotto fiction, diciamo così, se può dire, la storia di una persona particolare. Un grande personaggio. Ecco, di Don Zeno. Qualcuno di voi conosceva, mai sentito parlare di Don Zeno? Allora, una. Vedi poi 3, 4. Vedi quando dice che la fiction delle volte diventa didattica, che la fiction delle volte serve anche per riportare a galla storie, personaggi che non si conoscevano. Che ne pensi? Guarda, di questo? È una bellissima storia di un'utopia, di un sogno. Lui è raccontato attraverso tanti anni, dagli anni 30 fino a quando è morto nell'81, e raccontiamo tutte le vicende appunto legate a Nomadelfia, che si chiama Nomadelfia perché che vuol dire appunto città della fratellanza, dove la fratellanza è legge. E l'idea appunto di Don Zeno ha iniziato prima raccogliendo bambini orfani, disperati, sbandati negli anni 30-40, che c'era la fame in giro nella bassa emiliana, e li ha tenuti insieme formando questa specie di parrocchia, li teneva lì e dando a delle giovani donne il compito di essere mamme, ed erano le famose mamme per vocazione, avevano 50-60 bambini. E poi dopo nel dopoguerra, nel campo di concentramento di Fossoli, dismesso, l'ha buttato giù e ha fatto questa grande città della fratellanza e dell'utopia, che è appunto Nomadelfia, che vive tuttora a Fosso. E non fu facile per lui, no? Perché dovette scontrarsi con la Chiesa stessa. Gerarchie, fascismo, democrazia cristiana, cioè vari scontri che lui aveva avuto. Dovette lottare parecchio, ho letto da qualche parte. Era molto combattivo, non aveva paura. Addirittura non aveva neanche paura, non si tirava indietro se c'era da scazzottare qualcuno. No, è un personaggio che mi ha molto affascinato proprio perché era insomma un bello sanguigno e il nostro Federico Daddia, che è qua uno dei nostri autori, nonché conduttore di Screensaver, programma di Rai 3 che non guarda nessuno la mattina alle 9 di domenica. No, perché è un bellissimo, lo dico con in maniera provocatoria, un programma per ragazzi che viene mandato alle 9 di mattina di domenica, che è l'unico momento quando andavo a scuola, io quando volevo dormire la domenica, allora la Rai 13, dove lo mettiamo un programma per ragazzi? La domenica. Dove ci sono meno ragazzi? Qual è l'orario? Le 9, via lì! Certo. Ma è bello, fai cortometraggi per i ragazzi, fa delle cose incredibili. Allora, tu sei stato, vero Federico? Dato il microfono a Federico. È stato proprio lì, sei stato lì a Norma sia a Fossoli, che era questo campo di detenzione. Noi parliamo uguale, esatto, perché siamo vicini. Perché lui è della zona. Era di Carpi, quindi in provincia di Modena. Cosa hai visto? Racconta. E Nomadelfia deve essere questa realtà, nel senso che è sia parrocchia che paese, perché lui di fatto ha fondato questo paese dove ci sono queste famiglie che continuano a tentano di vivere il Vangelo come regola di vita, quindi c'è l'accoglienza, ci sono nessuno lavora fuori dalla comunità, e la cosa bella è che fanno tantissimi spettacoli, che è la loro fonte di finanziamento. E chi li vede? Chi va lì? Vanno in giro, diciamo, capito, danze, cose. Perché Don Zeno era avanti anche in questo, era anche un grande amante del cinema, infatti ha fatto un sacco di riprese di tutta questa cosa, cioè riprese bellissime dell'abbattimento del campo di concentramento da parte di questi ragazzini che si chiamavano Piccoli Apostoli, che hanno poi fondato questa città. La regia di Gianluigi Calderone, il produttore, figlio il nipote di Gioacchino Rossini, nipote, sì, scusa, ho sbagliato. E il nipote. Ma tu ti trovi bene, vero, nei panni del
Quando c'hai la divisa da l'abito prete, talare. l'abito talare, Sì, divisa esatto. da prete non si può Sì, dire. La divisa da prete non si può sentire. Ma che sia un fatto di risparmio per i costumi. L'abito talare, perché tu già hai indossato una volta. Beh, a parte in teatro con Aggiungi un posto a tavola. Esatto, Don vedi? Silvestro. Certo. Don Silvestro, ma ti trovi bene. Io ti giuro, se dovessi andare a confessarmi, lo faccio da un po', io da te verrei. Allora, dopo la trasmissione ti aspetto. Sì, se mi confessi, Va guarda. bene. Sarà una cosa lunga? Di peccatucci. Tra l'altro, a proposito di queste città con i figli sono figli di tutti, i genitori di tutti, è arrivata una notizia: Albano ascolta il racconto di Scarpati e precisa anche a Cellino San Marco c'è un padre di 60-70 bambini. Il buon. E che vuoi fare? Se non ci mettiamo la battuta. Allora facciamo 28 minuti della Palombelli. Scusa, sei stato alla Palombelli prima di. No. Non sei andato a trovarla, ci rimane male lei, il marito non lo leggo lo sindaco, te non vai a trovarla. Ragazzi, qui. Cosa hai votato, Giulio? Sei uno come Baldini, sei sconfitto quest'anno? Sì. Ah, vedi? Ho trovato un altro. Ma incredibile, è pieno di gente, ma sono tutti sti comunisti. Io incontro solo comunisti, è andata male. Lo so. È andata male, ma sono di più. Secondo me non avete votato per il vostro partito. Come no? No, tu sì. Guarda Baldini. Te lo posso garantire. Baldini è andato a votare con la bandiera rossa, ma veramente. È andato lì camminando. Allora ricordiamo questa sera, dai, questa sera alle ore sarebbe bello che cominciasse subito dopo il TG, no? Ti piacerebbe? Beh, sarebbe anziché carino. aspettare 6 ore di sarebbe giochi. Un miracolo. Sarebbe un miracolo. Ma forse un giorno ce la faremo. Perché ridi, Baldini? No, perché è vero, uno una fiction appena finisci, all'inizio un po' di pubblicità e ti vedi la fiction, invece devi aspettare il gioco. Sì, è vero. C'è il gioco prima si gioca con Carlo Conti, poi dopo c'è il telegiornale, poi dopo si rigioca di nuovo. Ma vuoi mettere una peggio fiction? di me, insomma. Fallo in seconda serata il gioco, metti a mezzanotte tutte le massaie si mettono lì e giocano a mezzanotte. Sì, dopo. Allora tu rimani qua con noi perché sono molto intenzionato a farti cantare, Giulio. Non mi sovviene. Tu sei come il nostro Elton, Fiore Elton. Attenzione, uscita la notizia: Fiorello si scaglia contro Carlo Conti, sai, subito. Dai, guarda che scherziamo, noi siamo provocatori, noi basta. Provochiamo danni. Rompiamo allora, è il momento del nostro ministro. Tu segui il nostro, sai, il ministro della difesa che abbiamo adesso. Sì. Oggi ci sorprenderà, secondo me oggi non solo sorprenderà noi ma sorprenderà soprattutto voi. Lui ha annunciato cambiamenti importanti, dunque proviamo a chiamarlo, dai, Allora, vediamo un po', sentiamo un po' quali saranno questi cambiamenti di Ignazio La Russa. Questo è al posto di pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, quali sono queste innovazioni? Sto cercando di invogliare i giovani al servizio militare volontario. Esatto, ho lanciato un concorso in cui ben 10 giovani potranno entrare in Marina. Soltanto 10, non sono un po' pochini? Insomma, convincere Marina ad accettarne 10 è stato difficile. Avanti. Ciao Marina. Dai, una battuta, ma certo. prendiamo le cose per come sono, facciamoci 2 risate. Questa è la sua risata, 2. Allora, diceva? E l'importante è rendere il servizio militare più invogliante. E come farete? Camerate nuove, arancio più appetitoso? Ma chi se ne frega di quella robaccia? Sto parlando di divertimento. Divertimento. Di musica. Le ricordo che io da giovane ero un DJ. Ah, sì? Lavoravo in una discoteca all'aperto sull'Etna. La musica etnica l'ho inventata io. Certo. E allora che... Scusate, ma voi lanciate delle canzoni nuove. Sì. Mi sarei permesso da fare diciamocelo. Diciamocelo. La sigla, come la possiamo chiamare? La sigla? Dell'esercito. La sigla dell'esercito. Dell'esercito italiano. La sigla musicale. Mi sarei permesso di inciderla. Di inciderla pure. Sì. L'ho incisa come se facevo una volta. Cioè? Coi denti sul vinile. Col canino, certo. Senta, ce la vuol far sentire?
Che certo! Ah, beh, me la vabbè. faccio sentire, un Sentiamo, attimo, vai. parlo col mio disgioche personale. Sì. Allora, dove sei? Anselmo Lolli! Comandi, deve dire. Ma non mi sembra molto macio dalla voce, caro Ignazio. Allora si operi subito alle corde vocali e si levi quel suono obbrobrioso da femminuccia che ha. Vabbè. Avanti con la canzone. Sentiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono Ignazio. Bombardare. Cingolato. Autoblendo. Napalm. Marciare. Anfibio. Metragliatore. Torpediniere. Macio. Peli nel petto. Ascella sudata. Acqua a raggia. Mutande ragno. Alabarda. Mennen. Il dopo barba. Mennen, il dopo barba che preferisco. Super Ignazio. Ok ragazzi, ora cerchiamo di farlo più da uomo. Ricordatevi di mettervi sempre le mutande e ragno. E fate attenzione alla differenza fra acqua di colonia e acqua raggia. In marcia, Ignazio, giù bombardiere. Cingolato. Autoblindo. Napalm. Marciare. Con l'anfibio. Metragliatore. Torpediniere. Macio. Peli nel petto. Ascella sudata. Acqua a raggia. Mutanda a ragno. Alabarda. Mennen. E io sono Super Ignazio. Ok ragazzi, ora ancora più da uomo. I peli del petto si strappano ogni 2 battute. Se riuscite a farlo d'ora in poi sarete dei veri uomini, proprio come me. E sarete dei veri seguaci di Ignazio. Grazie Ignazio, Eccolo. grazie devo dire di questo disco che ci ha regalato. Era il Gioca Giuè di Cecchetto, l'ha trasformato veramente. La sigla dell'esercito. Ok ragazzi. I peli del petto si staccano ogni 2 battute, non è Marti. Bene, grazie. Scusa Giulio per questo intervento del nostro ministro della difesa. Senti, canti subito o canti dopo, Giulio? Quando vuoi. Ah sì, ma tu così ti puoi lanciare anche al volo senza provare che... No, ho bevuto un po' di vino. Ah, sono aiutato col vino. A parte aggiungi un posto a tavola. Che musica ascolti a casa o in macchina? Vediamo che ti hai due Cantautori. Cantautori italiani? Sì. Ancora stai ai cantautori Scarpati? Guarda che Giovanotti è il primo consiglio. Io Giovanotti. considero anche Giovanotti. Beh, come consideri? Giovanotti allora vedi, tu sei solo quinto, scusa. Sì, hai ragione. Baldini, anche tu ci sei. Ah, già, è vero. Ma noi. Sai qual è il problema? Che noi non facciamo musica, quindi non dovremmo neanche esserci in quella classifica là. Però ci hanno messo lo stesso, siamo molto contenti. Siamo un disco. No, Giovanotti ti piace? Giovanotti anche a noi piace. Ha fatto un Giovanotti Day qua, meraviglioso. Bellissima l'ultima, quella lì a te. Ti piace l'ultima? Bene. La sai? No. Beh. Però se. No. Una canzone che conosci bene del repertorio italiano, anche
cosa facile, tipo Paolo Conte. Mameli, insomma, qualcosa. Qualche cosa. Pensi, qui abbiamo tutto il tempo che vuoi. Vabbè, dammi un tranquillo. 4 secondi. 4 secondi, tranquillo. Nel frattempo ricordiamo che questa sera alle ore 24, dopo il gioco andrà in onda alle 21. Quando è previsto l'orario? Alle 21? 21:10. Alle 21, ma tanto si sfora sempre, inizierete sempre tardi, non vi preoccupate. Allora, tra l'altro Carlo, senti, ma tu 2 giugno dove sei la festa della Repubblica? Parlo con Baldini un attimo. A un matrimonio a Milano. Ma cosa fai? Testimone? Non lo so, penso di sì. Come non lo sai? Sì. Sei sicuro che un matrimonio e non un processo? No. Pierletti, no. E noi il 2 giugno come facciamo? Non lo so che no, registrare non si può, basta. Senti, ma un altro toscano che può... ti diamo... L'hai detto prima. Chi? Carletto. Carlo Conti? Sì. Chiamiamo. Stavamo anche vicino di casa. Ah sì, lo chiamiamo a posto tuo? Sì. Ti fai sostituire da Carlo Conti? Io con Carlo Conti? Sì. Almeno mi abbronzo. No dai, sì. Averlo davanti da bronzi. È come lui è una lampada uva, lo guardi, stai un po', lui ti apre gli occhi di più, sai che diventi una cosa. Vabbè, ragazzi, avvisiamo Carlo Conti se vuole. Guarda, nel frattempo Scarpati sta girando tutto il repertorio. Quindi questa sera il nostro Donzeno, che era uno a cui piaceva film, canzoni, cinema, eccolo qua. Perdendo qualunque credibilità. Dai, Giulio. Senti Giulio, ma nei tuoi diciamo il tuo medico in famiglia ha imparato qualcosa di medicina? Fare le punture, una cosa del genere. No, veramente confesso niente. Niente, proprio niente. Ah, neanche nel testo c'era scritto come riconoscere un'influenza, non lo so. No, era sempre fatto in modo che la cosa fosse già finita. Cioè che già fosse tutto finito. Cioè, quindi la ripresa iniziava quando diceva ok, adesso sta bene. Oppure controllavo le analisi. Quello lo sai fare, no? Quello lo so fare. Sì. I valori sono un po' alti, un po' bassi, eccetera. Così tutto. Per vedere che tutto si aggiusta. Questa è la frase. Fantastico, vedete che bello. Però hai trovato la canzone? Cioè, non è che la so, No, però guarda, c'è la pubblicità. Allora, Scarpati la proverà durante la pubblicità. Vai con la pubblicità subito! Che volete? Viva la radio del nostro pubblico! Eccola qua! Un po' d'acqua? Volete un po' d'acqua? Un po' d'acqua? Un po' d'acqua, va che c'è qua, vai. Acqua, gavettoni. Acqua. Allora, attento, senti che sottofondo. Allora, silenzio totale, anche voi che siete nelle macchine, alzate il volume. Pensa uno che sulla macchina in questo momento che sembra di stare in nave, che bello. Senti. Attenti all'onda! Che bella la radio, uno si può immaginare di essere qualsiasi cosa. In qualsiasi posto. Allora, Giulio, sei pronto? Per niente. Giulio Scarpati. La canzone richiesta non c'è. Allora facciamo Cremonesi Mi fido di te. Sì, sono costretto a ripiegare su Mi fido di te con le scuse preventive a Giovanotti. Giovanotti è uno però sportivo. Con l'aiuto almeno del tuo del pubblico e dei cassonetti. Del pubblico. Tu comincia. Io comincio, tu cominci, vai. Signori, Giovanotti Scarpati è qui con noi. Anche se noi sentiamo solo la base per 10 minuti va benissimo. Sì, va bene. È la versione strumentale questa. Case di pane, milioni di rane, vecchie che ballano nelle caligliate, muscoli d'oro, con ore dall'oro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, la luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli e re magi. La fai benissimo. Forse fa male, eppure mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato, di stendermi sopra un burrone, di guardare giù. La vertigine non è paura di cadere. È bellissima così. Ma voglia di È volare. difficilissima farla così. Sì, vero? È impossibile. Mi fido di te. Mi fido di te. Io mi fido di te. Mi fido di te. Io la fermerei qui. Veltroni ascolta Scarpati in radio che canta l'inno del PD e dichiara: capisco perché abbiamo perso le elezioni.
Però vedi perché è forte Scarpati, che si lancia, ma chi se ne frega, siamo qui, stiamo divertendo, stiamo tra l'altro bevendo il vino. Che vino è? Quello là? Il sole? Solo per te. Ah, vedi? Mi fido di te, vedi? Allora, dopo aver sentito Scarpati cantare a Noma Adelphia stasera, torneo di briscola. No, stasera saremo tutti davanti al televisore, non possiamo mancare. Lo vedrete stasera, la storia veramente non potete perdere. Due puntate. Oggi e domani. Come si dice, proprio colpo secco, oggi e domani. Quindi poi non ci avete neanche controprogrammazione oggi, no? Non c'è niente, partite non ce ne sono, non c'è niente, ci sei solo te. No, poi vabbè c'è. Cosa c'è? X Factor. No, vabbè, Ballarò è un'altra cosa. Ballarò, il programma sul ballo, chi lo guarda? È meglio. Banalissimo. Allora, ora parliamo ancora di calcio. Sì, stavolta chiamiamo il presidente dell'Inter. Il presidente Mourinho, pare che abbia comprato Mourinho, ma ancora la stagione Mancini è finita. non lo sa. La Roma ha vinto la Coppa Italia. Sai cos'è Moratti? Un signore, dice sempre quello che pensa, dice sempre sì. È sempre molto accondiscendente. Sì, sempre molto signorile. Lo chiamiamo? Chiamiamo alla sede lì di Via Turati. Sentiamo un suo commento. No, quello è il Milan, a Via Turati. Sì. Dov'è l'Inter? Ah, non sai dove è l'Inter? No, io tifo viola. E allora a piano gentile. Sì. Che è successo? Allora, sentiamo un attimo se Moratti ci risponde, se vuol dirci qualcosa sulla finale di Coppa che ha vinto la Roma. Ah, pronto? Presidente, buongiorno. Senta, ci dice qualcosa sulla finale di Coppa Italia? Sì, ma se ce lo dice meglio. L'Italia è una competizione simpatica, sì. Una competizione importante, insomma, Coppa Italia forse la più importante di tutte, insomma, ci tenevamo moltissimo a vincere. Portavo una sega di vincere. Come? Robetta. Come presidente che ha detto non sentiamo, scusi. Sono contento. Ecco. Una squadra simpatica, una squadra piena di grandi campioni simpatici, insomma anche di grandi talenti, ma insomma una squadra di poveracci. Come? Sanno perdere. Non mi sembra di sentire. Rotti maroni. Non abbiamo capito, perché lei sussurra delle volte. Comunque vuol fare complimenti alla Roma per il successo in Coppa e per l'ottimo campionato che hanno fatto? Assolutamente sì. La Roma ha meritato di vincere la Coppa, insomma, ha disputato una grande stagione, per lo scudetto hanno lottato l'ultima giornata, insomma, alla fine se la sono presa in saccoccia. I figli della carbonara. Senta, tutti i tifosi dell'Inter vogliono sapere allora sta storia di Mourinho, chi siederà sulla panchina dell'Inter l'anno prossimo, Mourinho o Mancini? Mancini è un allenatore simpatico, uno bravo, insomma, ci ha fatto vincere lo scudetti, insomma, gli voglio veramente bene, gli voglio proprio bene. Sto pirla, pito di milioni mi ha fatto perdere la Coppa dei Campioni. Ma lo sentiamo bene. Ci ha preso Mourinho, insomma, se non vinciamo mando a cagare pure. Pronto? È andata via la linea, non si sente. Eccola. Moratti non le manda a dire. No, non le manda a dire. Moratti non le manda a dire. Allora, oggi non chiamiamo Mike, vero? No, oggi no. Tra l'altro gli è arrivato il regalo, sapete cos'era? Era un albero di limone, gli ho regalato un albero. C'era anche Tarzan attaccato. L'ho chiamato ieri. Ho detto Mike, allora, è arrivato. Sì. Da adesso, quando farò e prenderò le mie cup of tea, metterò sempre una fettina del tuo limone. È meraviglioso, sì, cup of tea. Lui è così. Abbiamo notizie, vediamo la sonda Phoenix, avete visto tutti atterrata, adesso che bella immagine di Marte. Veramente ci passa il Ferragosto, una meraviglia, una pace, non c'è. Non fa neanche caldo, cosa vuoi che sia? No, ma non c'è un lungomare, non c'è traffico, nulla. Pianeta, vedrai che adesso però su queste foto tra qualche settimana cominceranno, soprattutto i settimanali, no? Pubblicheranno, guardate qua, e ti cerchiano così che c'è magari un'ombra che vagamente somiglia a un essere, una forma di vita, loro erano lì che ci guardavano. È come se un UFO atterrasse in Maremma, c'è un contadino maremmano che li guarda così. Sì, infatti, guarda, la stessa cosa. Allora, di cosa stavamo parlando? Sì, della sonda Phoenix è atterrata all'alba su Marte e ha cominciato a mandare filmati. Pensate, il primo filmato è di un marziano che chiede 50 euro che aveva prestato a Baldini.
Ma pensa te. Sì, abbiamo la canzone di Tuppi che sta andando molto forte. Tuppi. C'era una volta Tuppe Maresciallo, È vero, non c'era una canzone che si chiamava Tuppe che era la bussata, diciamo, Tuppe Maresciallo, è una cosa. Questa invece è Tuppi, è una canzone dedicata. Lui non si aspettava l'elezione di Silvio Berlusconi dopo 10 anni ed è rimasto talmente sconvolto da questo fatto che ha scritto questa canzone. Sentitene Sentiamo il testo. Vai. Oh. 14 anni ormai sono passati, sai, è come un déjà vu, a comparire sei tu, ma non io non me l'aspettavo, no, neanche ci pensavo, ormai la mia vita era senza di te, ma nella vita non c'è due senza tre, e 4 Silvio, nuovamente presidente del consiglio, e pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù dal ponte Milvio, Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, e mi butto giù dal ponte Milvio, guarda, non avercela con me, vorrei solamente capire il perché, tu hai il tuo regno e vivi da grande re, chi te lo fa fare col casino che c'è, ti prego adesso senza ma e senza se, il vero motivo, dimmi quale, hai visto lo stato in che stato è, per aiutarlo ci vorrebbe Superman, il popolo è incazzato, aspetta, un uomo c'è, magari lo vedono sull'altre, Silvio, nuovamente presidente del consiglio, e pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù dal ponte Milvio, Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, se mi butto giù dal ponte Milvio. Yes. Ma che mixaggio che hanno fatto, bravo! Yes. Cantala, Cremonesi! Siamo uguali, oh! Benvenuti ai canti della transumanza, eccoli. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più e sposti un po' la seggiola, stai comodo anche tu, gli amici a questo servono. Questa la sa, Ospite, non farlo andare via, dividi il companatico, raddoppia Giulio Scarpati, aggiungi un posto a tavola. Questa la sapevi, Senti, ti faccio una domanda che nessuno al concerto di Giovanotti, mi scuso con lui. Quando? Guarda, Qualche giorno fa. Ah, sei stato? Sì, sei stato? questo dico. Ragazzi, ma vogliamo chiamare Giovanotti al telefono? Chiamare, se abbiamo un fan, mi piacerebbe sentire Lorenzo. Oh Giulio, sei forte! Giulio! Oh Giulio, bello! No, perché è forte questa cosa che lui parte sempre molto pieno di entusiasmo. Io lo so che magari in questo momento ci sta ascoltando. Chiamaci Lorenzo, che c'è Giulio Scarpati che ti vuole dire delle cose, magari. Scusarsi. No, guarda che allora tu poco fa hai fatto un qualcosa di eccezionale. Perché cioè riuscire a cantare. No, il tempo va senza benissimo, tempo. era la tonalità. Che era un'altra. Esattamente, cioè proprio un'altra. Un'altra tonalità. Sì, ed è difficile, però, però, è difficile. Però è personalizzata. certo, io lo faccio quello, apposta. certo. Io creo. Certo. Niente, è staccato, Giovanotti è staccato, Giovanotti Ha riattacca. staccato dopo che l'ha sentito. Io penso di sì. A proposito di canzoni, dai. Chi è? Noi non aspettiamo nessuna chiamata. No.
Strano. Voi sapete qualcosa? Maria No. Mancini, aspetti chiamate tu? No. Boh. Sì. Cremonesi? No. Qualcuno? No. Sì. Dallo La zoo? cassiera del supermercato? Non lo so. Niente, sentiamo un po'. Pronto? Chi è? Ma sono singhiozzi Ma questi. tu mi odi perché sono sardo. Ma chi è che piange? Tu Ma- mi udi per la mia leggiadria e la mia grazia nei movimenti. E mi commiseri il mio insuperabile modo di esprimermi attraverso il canto. Tu mi odi perché io sono un putto cagliaritano che vola nel firmamento dell'arte. Grazie di Michele, sei come una busta di latte lasciata al sole per una settimana. Sei acida. Guarda, io non sono Grazia Di Michele, sono Marco Baldini, volevo dire. Davvero? Sì. Ma veramente? Sì. Ma veramente? Strano. E perché vi assomigliate? Tu e Grazia sembrate due gocce d'acqua. Ma guarda che io sono un uomo. E allora? Che anche Grazia di Michele, cos'è? Sembra un uomo. Ma non hai visto che pelazia nelle gambe? Ha pure i baffi e il pizzetto. Dovessi vedere appena alzato dal letto sembra il ministro La Russa. Ma non è vero. Ti giuro, Ignazio Di Michele. Ma è non uguale. puoi dire queste cose di Grazia Di Michele, è una signora. Sì, la signora è in giallo. Hai visto i suoi denti? No, lasciami perdere. Sono con lo giallo senape. Chi è questo? Scusa, mi chiamano al telefono. Ah, vabbè, ok. Metto la segreteria un attimo. State parlando con Marco Carta, il trionfatore di Amici. Sono la sublimazione del canto. Chi sei? Tu non sai cantare, fai schifo Eccola. come cantante e come artista in generale. Mamma mia, ragazzi. Ecco, ora piange. Grazie di Michele, sei più velenoso di una vipera cornuda. Mi udi perché sono un piccolo e duttile isolano. Grazie di Michele, ti puzzano i piedi, te lo devo dire. Ma perché non metti il labbro magique al posto delle sole? Mi odi per la mia inopprimibile e insopprimibile predisposizione al canto. Maria! Ecco. Ma dai. Urma, aiutatemi dammi la voi clava. che siete i miei maestri. Maria! Questo di Michele mi diffama e mi disonora. È colpa sua se la gente non si ricorda più di me. Ma non dire sciocchezze, la gente sa chi sei, No, non dai. è vero, guarda che non è così. Ieri mi hanno fermato i carabinieri sulla Carlo Felice, non mi hanno riconosciuto, lo sai? Lo sai che cosa mi hanno detto? No, cosa mai ti avranno detto? Scusa. Favorisca patente e libretto. Vabbè, Hai scusa. capito? A me l'hanno detto. Perché poi mi hanno detto, ha qualcosa da dichiarare? Qualcosa da dichiarare a me che sono Marco Carta. Vabbè, e tu cosa hai risposto ai carabinieri? Lo vuoi sapere? Vuoi sapere cosa ho Sì. detto? Li ho guardati in faccia Sì. negli occhi. Sì. Tutte e due erano in due. Sì. E ho posato la palletta. Ho posato la palletta. Sì. Io l'ho guardato in faccia e io ho detto Maria Iurma Marco Carta. Ancora. Era quello di là che arrivava lì. Allora siamo qui con Giulio Scarpati questa sera in onda su Alle Rai 21, su Rai 1. Questi sono gli ultimi colpi della Rai, gli ultimi colpi di roba buona, perché tra un po' inizia l'estate della Rai, ragazzi. Non vi È la perdete fine. i programmi che adesso la Rai vi propinerà, non solo la Rai ma tutte le reti. Adesso il palinsesto estivo è la gioia di tutti quelli che non vanno in vacanza, quelli che devono stare a casa. Ci saranno puntatone di Derrick il pomeriggio che non ci possiamo perdere. Signore in giallo. Signore in giallo, ma è gialla la pellicola proprio proprio. del Signore in giallo, benissimo. Adesso riparte Bud Spencer, ma quelli Terence Hill, proprio a proprio. chili, a Sì. chili. Su Rete 4 ci iniziano la mattina. Anche Sì. gli angeli mangiano Mangiano fagioli fagioli, e la finisce mattina, la sì, sera. sì. Veramente adesso prepariamoci. Tutti i filmini anche, e poi tipo, ci becchiamo tutti gli esperimenti che fa Pupo di giochi. Sì, è vero. Tutta tutti l'estate. Oppure filmini tipo Milano Trema, la polizia si Ma incazza, no, questi su- qua. No, ma ci sono d'estate. Magari ne trovasse. No, poi però d'inverno finalmente ricomincerà. Abbiamo letto su tutti i giornali palinsesti nuovi di Mediaset che presenterà in anteprima Innovazione. assoluta. Ci sarà Paperissima, Striscia la Notizia, La Corrida, Grande Fratello, Fratello sì. e
che cosa poi? Io mi sto leccando già i baffi, ho comprato 9 registratori che non mi voglio perdere. No, però poi la Rai no, la Rai risponde con innovazione. Con che cosa? Vai. Beh, non so cosa c'era. C'era di tutto, c'era un sacco affari tuoi. Esattamente. Poi cosa c'è? Tutto, ce l'hai lì il pezzo? Guarda. Leggi i programmi nuovi della Rai che vai, dunque, vai. Miss Italia con ragazzi, segnate Miss Italia, novità, new entry. Poi per lo storico conduttore dei pacchi invece Paolo Bonolis, il gran ritorno in Rai a Sanremo. Sanremo non l'hanno mai fatto, quest'anno è il primo anno di Sanremo, quindi poi ancora l'isola dei famosi 6 vai. Poi aspetta, Barbara D'Urso, la pupa e il secchione. Ma no, alla Rai lo fanno? No, lo fanno dall'altra parte. E poi attenzione, la novità sarà Raffaella Carrà. Quello mi fa piacere. Quello mi fa piacere, che almeno un programma nuovo torna Raffaella Carrà. Cosa farà? Caramba. Penso di sì. Ho capito, vabbè, queste sono le novità in serbo per le nostre reti generaliste, quindi non manchiamo. Giulio, mi raccomando, quest'estate anzi, il motto della Rai è quello: non andare in vacanza, rimani con noi, proprio con noi a casa. Ti immagini gente con le ragnatele sulle poltrone con il ragno col ragno che gli cola dal naso, il ragnetto, sai? Esatto. Che il ragnetto pure lui è stanco e va da Blockbuster a affittarsi un film. Esatto. L'uomo ragno, ovviamente. Vabbè. Oppure arachnofobia. Allora, siamo quasi in chiusura, vogliamo provare a chiamare il nonno? Così vediamo cosa dice il nostro grandfather. Proviamo a chiamare My Good Day. Good Day. Sentiamo un po'. Allora, mi è arrivato il tuo regalo, Sono molto contento. Albero. Festeggiato ieri con i miei figli. Sai quanto mangia lui? Sì. Una cosa incredibile. Tipo la torta del compleanno come minimo se ne fa mezza. Ti giuro, io l'ho visto mangiare una mozzarella di bufala, quelle con la diossina dentro, tra l'altro, perché lui le preferiva così, fosforescenti. Se ne è mangiata una intera. Vabbè, non fa niente. Pronto? Mike, sono Rosario. Hola. Poi la Peppa, amici ascoltatori, allegria. Prendendo l'aria sotto un bellissimo albero di limoni. Senti, ma è enorme quest'albero. Non lo so, perché ancora lo devo andare a pagare. Com'è? Non l'hai visto ancora? No, perché dove devo andare lo vado a pagare. Va, che su, no, niente, lui irony proprio. Comunque, guarda, è un albero straordinario. Dimmi quanto è alto, perché io l'ho spedito, cioè, sai come l'ho fatto, no? Con Inter. Sì, vabbè, ma con Inter Roma l'ho fatto. È di un bello, e poi c'ha tanti fiori che stanno nascendo, altri limoni. Veramente bello, così faremo le limonate con i tuoi limoni. Limonerai? Sì, quindi ti ringrazio, sei molto gentile. E dove l'hai messo, Mike? L'ho messo qui sul terrazzo, tu non sei venuto a casa mia. Via da Procida, purtroppo non sono mai. Quando vieni a Milano devi venire, così lo vedi. Facciamo la foto vicino. Anche tu devi venire qui a fare la foto col cactus in mano, Senti. Penso che dovrò venire prossimamente. Sì, per lavoro, sai che vengo. Ma tu fino al 15 sei in onda, No, se vuoi 13. Venerdì 13. Finisci di 13. Senti lui ha riso. Senti, adesso ti volevo chiedere una cosa, questo è importante, Sentiamo. Senti, bisogna aiutare le peppole. Bisogna aiutare? Devi aiutare le peppole anche tu. Le pecore? Le peppole, P-E-P-P-O-L. Le peppole? Le peppole? Non sai cosa sono le peppole? Purtroppo no, mai. Neanch'io. Ma dai, come non sai cosa sono le peppole? Peppole? Le peppole, che sono? Chiedi a Baldigno, lui se ne intende. Baldini? No, Mike, mi dispiace deluderti, ma non ho mai sentito parlare di peppole. Allora, le peppole sono degli uccelli bellissimi, capisci? Che insieme ai fringuelli e agli storni sono destinati a morire nel corso dell'estate perché non hanno ancora proibito di sparare ai piccoli uccelli. Quindi mi dicono gli amici della Lipu, perché io sono iscritto alla Lipu e li aiuto, prevedono 1.650.000 fringuelli verranno abbattuti, 205.000 peppole, 579.000 storni. Ma tu ci pensi come sono cattivi i cacciatori? Ecco. Allora adesso stanno raccogliendo le firme per far passare questa legge. Ecco, hanno bisogno di 100.000 firme. Vabbè, noi... hanno già 70.000
Noi ci schieriamo col fringuello. Ah, certo. Perché giustamente. Non ti costa niente, devi firmare, va bene. Allora ti manderò qua la cosa da firmare. Mandami la cosa da firmare, io non posso vedere una peppola morta, veramente. Non ci mancherebbe altro. A me se vedo per strada una peppola per terra, sì, infatti. Io dico, che peppola. Comunque guarda, pensa che hanno già raccolto 70.000 firme. Adesso noi scherziamo, però. Lo Stato sarà obbligato a proibire a sparare ai piccoli uccelli. Ah, è vero. È molto importante. Ah, eccolo qua, è arrivato. Volete sapere cos'è la peppola? La peppola è un uccello prevalentemente nord europeo, quindi è bella svedesona la peppola. Sì. Il maschio differisce dalla femmina, specialmente nel periodo della muta primaverile, per il capo quasi completamente nero, la colorazione più brunastra, vi è capitato di vederla, Si nutre di semi oleosi, quelli che mangi tu, Cremonesi, preferibilmente di noci di faggi, costruisce il nido tra le betulle, vi depone 5 o 7 uova, la coma dura 11-12 giorni. In Italia è pieno di betulle, no? Infatti, sì, è pieno, siamo il paese delle betulle, esatto. Ma sta scherzando. Comunque noi diamo in totale prevedono di uccidere 2,5 milioni di piccoli uccellini quest'estate, e quindi la protezione degli animali vuole che venga proibito di sparare ai piccoli uccelli. Allora, non sparate ai piccoli uccelli, che poi tra l'altro, se no, io già mi vedo. No, purtroppo sai, abbiamo il re del doppio senso qui, che Baldini sul piccolo uccello si è sentito chiamato in causa. Sì. Ho alzato la mano. Vabbè. Mike, scusa, ci taglia, giustamente se prendiamo in giro. Noi diciamo, noi siamo ci con schieriamo te e con la Lipo, anche perché pensa a questi milioni di uccelli, io già mi vedo amadori con le vaschette di polistirolo, sei pronti sotto, subito al supermercato. La peppola. Adesso la peppola 10 più. Allora. Mike, aspetta, prima che tu vada. Devo andare a registrare. Sì, ma aspetta, prima che tu vada abbiamo un ospite che tu apprezzerai, sono convinto che tu lo adori come attore. Sto parlando di Giulio Scarpati. Ma certo, sì. Eccolo qua, ti saluta. Un saluto affettuosissimo. Grazie, sei molto gentile. Lo sai cosa fa su Rai 1 stasera? No, non ho guardato il giornale ancora. Allora te lo dico. Quella di Don Zeno. Sì, lo so, ho guardato, anzi stasera non mancherò di guardarlo. Vedi? Perché è commovente, penso, con i bambini. Molto bello, molto bello. Deve essere molto bello, stasera lo guardo. E c'è anche domani sera, domani sera, sono 2 puntate. La seconda puntata, ho esatto. capito. Vabbè, ok, guarderò. Mike, sei stato... cos'altro abbiamo in ballo? No, niente, non c'è. Ma hai detto tutto quello che mi dovevi dire? Sì, però una cosa non ti ho detto. Te la posso dire? Che mi vuoi bene. Era quello che volevo dire. Ma mi ha letto nel pensiero. Vedi, ormai era quello. E ricordati, Mike, che io chatto con Silvestro, ricordatelo. Sì. Ma presto dobbiamo chattare. No? Adesso chatteremo. Io devo aspettare la data che tu sei libero, sarà dopo metà giugno, immagino. Penso di sì, quando finirà la radio poi ci vediamo. Ma questi sono fatti nostri. Senti, mi raccomando, spremiti un limone da parte. No, ma peccato perché per adesso ce n'è solo uno appeso. Quanti? C'è un solo limone? Uno solo. C'è andato a risparmio. No. È pieno di gemme. È pieno di gemme, ragazzi. Poi dopo diventeranno limoni. Ecco. Sai quanto è alto? Quasi 2 metri. 2 metri? Sì, ti costerà un bel po'. 2 metri di limone gli ho regalato, hai capito? 2 metri? È quasi 2 metri. Sì. Sono contento, ma hai avuto difficoltà a metterlo in terrazzo? Sì, ho dovuto chiamare un aiuto perché è così pesante per metterlo dentro. È arrivato Didin? Sì, Didin e Orlandini. Chi è Orlandini? E come non sai chi è Orlandini? No. Orlandini è quello che guida la mia macchina. Orlandini. Perché lui c'ha Orlandini alla macchina e all'aereo quello di Berlusconi, come si chiama il comandante? Non di Berlusconi, quello di Piccioni. Piccione. Comandante Piccione. Comandante Piccione, che guida l'aereo è il massimo. Solo lui ce l'ha, devo andare. Piccione guida l'aereo, Orlandini l'automobile e Didin prepara la minestra. Vedi, ognuno ha dato i ruoli a tutti a casa. Va bene, Mike, sei stato grande come sempre, ti abbracciamo forte. Mi vuoi fare l'elenco di quelli che lavorano per te? Sono tanti, No, chi sono quelli come ho detto io adesso? Chi ti guida la macchina? No, nessuno, non ho. Guido io, vado in giro in moto io.
Ho capito. Per quello me ne sono accorto. E quando devo andare in aeroporto chiamo il taxi o una macchina di quella a servizio che tu noleggi e Ma basta. tu vai in aeroporto, ma hai paura di volare? No, non più, adesso ho sempre paura di volare, ma volo. Voli lo stesso. Faccio finta di niente. Che dopo un po' ti passa, perché... Sì, tu non hai paura di volare, Mike, vero? Io no, ma io ho avuto anche degli incidenti. Cosa? In aereo? Tu hai avuto un incidente aereo? E come? Vuol dire che non hai letto il mio libro. Ci sono anche le fotografie, dai. No, ma com'è l'incidente? Scusa, com'è? Niente, si è incendiato un motore e stavamo per andare a fondo nell'Atlantico. Una cosetta da tutti i giorni. Ma in che anno? E come vi siete salvati, scusa Mike? Perché piano piano siamo rientrati e siamo atterrati di emergenza a Boston. Però è stata una cosa, c'era anche un prete a bordo che ci ha fatto pregare in ginocchio. In ginocchio va messi pure, mentre cadeva, mentre cadeva l'aereo. No, non voglio dire la linea, no, non importa, dai. Che linea era? L'esperienza che ho vissuto, dai. Ma era una linea italiana? No, non era italiana. Era me, ho capito. Era l'Air France. Devo dire che si vola così bene adesso con i grandi aerei che attraversano l'Atlantico che non te ne accorgi nemmeno. Salgono a 11.000 metri, non si balla più. Bellissimo, non vedo l'ora. Sabato faccio un weekend a New York. Sì, veramente. Ma guarda che 7 ore e mezza. Ma tu vuoi che siano 7 ore? Se vai a New York ti do gli indirizzi giusti. Scusa, se io faccio mezza boccia di Lexodan per Catania, per New York mi devo portare i bottiglioni. No, non posso, no. Poi vado fuori di testa. Lexodan fa male. Non prendete questi cosi per gli aerei, io non faccio testo. Allora, io mi drogo direttamente. Senti, ma vai a New York? Non ho capito. Vai. No, Mike, non posso andare. Ma perché tu se vai ti do un compito che devi comprare una cosa che non sono riuscito a prendere. Cosa? Ma è una boccettina che basta una goccia di questo liquido in questa boccettina per profumare il gabinetto. Va bene Mike, non mancherò. Andiamo fino a New York. Ti comprerò il deodorante. Devi usare questa boccettina e mettere una goccia e c'è un profumo di fiori fantastico. Benissimo, nel Se bagno. no il limone in bagno. No, ma questa goccettina è carina, soprattutto gliene regalerò una a Bozzi perché non sono degli autori. Grazie Mike, ti abbracciamo forte. Abbiamo sforato. Sono spostati? Sì, ciao. Vi chiediamo scusa, ma oggi Mike ci aveva voglia di parlare. No, noi abbiamo bisogno del disinfettante per il bagno. Sì, hai visto, visto una che goccia ci andiamo. profuma. Senti, chi avete lì oggi? Oggi abbiamo un attore che avete visto in Nuovo Sodo, avete visto nell'ultimo bacio, un ex rasta, Marco Cocci. No. Ciao, salve a tutti. Ciao. Stai bene, ti ho visto anche in TV, sei bravissimo. In TV dove? A Pirati? Certo. Dove? Noi seguiamo, Meno male. E senti, qui noi ci abbiamo Scarpati invece, Giulio Scarpati. Salve, sono Scarpati. Vi salutano. Ciao Giulio. Ciao. Oggi c'è. Che c'è oggi, Baldini? Tu sei livornese? No, io sono pratese. Vicino Baldini. Aia. Lo so, Prato Firenze. Com'era quella storia di Prato? Ma Juventino? Io so di assolutamente. Bravo. No, Allora proprio il calcio mi fa proprio schifo. Meno male. Io so di bravo, voglio essere Spettacolo, posa al sasso e mangia il bao. E mangia il bao, che la sapevo. Grazie ragazzi, e vi diamo la linea tra 10 secondi. 10, scusate, ancora 10. Baldini, saluta. Ciao. Finito, arrivederci. Grazie al pubblico, ciao Giulio Scarpati. Questa sera Rai 1 ore 21.